48 anni, investito e ucciso da un'auto ieri sul Terraglio, ancora una vittima della strada, stavolta sulla Ponte Bana, Spresiano, 61enne, falciato mentre attraversa sulle strisce. È stato identificato dai carabinieri il presunto autore dell'accoltellamento di ieri sera a Mareno di Piave, un minorenne ad aver aggredito alle spalle un 58enne uscito in passeggiata con il cane. Giuliano De Seta, lo studente 18enne morto a Noventa, aveva già lavorato quest'estate nell'azienda in cui si è verificato il tragico incidente. Mercoledì manifestazione a Venezia contro l'alternanza scuola-lavoro. Dal palco di Pontino il presidente del Veneto Zaia ha rilanciato l'autonomia. Vale la messa in discussione di un governo, dice, le rassicurazioni degli alleati, siamo noi l'ultima spiaggia. La priorità è restare vivi. Lapidario, il titolare della lavanderia industriale che lavora per le strutture sociosanitarie, bolletta del gas cresciuta da 30.000 a 300.000 euro, i timori delle case di riposo. Con la ripresa della scuola si ripropone il problema degli autobus affollati di studenti. A raccontare l'odissea quotidiana della figlia una mamma infastidita dal comportamento di un autista, la replica di Mom. Alle televisioni del gruppo Media Nord-Est è dato il premio Piave d'Argento per l'attività svolta per l'informazione e la promozione della montagna bellunese. La cerimonia a Cortina d'Ampezzo. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Questi i titoli dell'edizione di questa sera, ma apriamo subito facendovi vedere il sondaggio di questa sera che è legato alla tragedia di venerdì scorso a Noventa di Piave del 18enne morto durante lo stage per l'alternanza scuola-lavoro. Questo il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. 18enne morto, abolire gli stage? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 162 26691 0422 1626690. Se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la risposta venga correttamente registrata. L'esito questa sera nel corso di Ring a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3. In primo piano la cronaca, perché si allunga di giorno in giorno la lista delle persone che purtroppo perdono la vita sulle strade della Marca trevigiana. 2 vittime in sole 24 ore. Domenica sul Terraglio aveva perso la vita un rider di 48 anni. Questo pomeriggio un 61enne è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Ha perso la vita a Spresiano. Un bollettino di guerra, 2 vite spezzate in 24 ore. Questo pomeriggio l'ennesima vittima della strada. Si tratta di Antonello Ungalli, 61 anni, residente a Spresiano. L'uomo camminava con le stampelle perché a causa di una malattia gli era stata amputata una gamba. Accanto una ragazza che lo aiutava nella vita quotidiana. Era uscito per andare a comprare un giornale. Stava per attraversare la strada sulle strisce pedonali lungo la Ponte Bana. La giovane si è girata per controllare il cane che aveva a guinzaglio quando si è voltata nuovamente. Il 61enne non c'era più. Un'auto, un Alfa Romeo condotta da un 78enne bellunese, lo ha travolto. Un volo di oltre 10 metri. La vittima è finita contro il parabrezza e poi a terra. Uno schianto letale che non gli ha lasciato scampo. Immediatamente è stato dato l'allarme al SUEME 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. L'8ª vittima della strada da inizio settembre. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri che sono arrivati con 3 pattuglie. La viabilità bloccata per permettere il soccorso è stata poi ripristinata poco dopo le 18. A terra le stampelle, le lacrime di chi non riesce a darsi pace. È stato un attimo, forse un maloro o forse una disattenzione, a ricordare Ungalli, un vicino di casa. Abito sopra di lui, Lui ha abitato per diversi anni qua, lavorava a Milano, alle ferrovie ha lavorato. E poi ha preso una ditta di montaggi di ferro e ha proseguito nel suo lavoro qui montaggi finché è arrivata questa malattia, questa problematica di diabete che lo hanno costretto in pratica a stare fermo. Era stato operato qualche tempo fa. E dopo della protesi è andato avanti con terapie e aveva questa ragazza. Una specie di badante? Una specie di badante che viveva con lui e gli dava una mano e lo seguiva. Fino ad oggi sono andati qua per un giornale, è finita qui. È finito tutto in un momento, una vita costellata di drammi legati alla strada. Oggi aveva deciso di prendere una boccata d'aria, di leggere un giornale. Un attimo ed è avvenuta la tragedia. La gente passa, guarda e scuote la testa. Impossibile parlare di fronte ad un dramma senza fine.
E a proposito di sicurezza sulla strada, controlli serrati dei carabinieri del comando provinciale di Treviso, proprio lungo le strade nelle ultime 48 ore, in concomitanza con il fine settimana. Ben 3 gli automobilisti sorpresi alla guida sotto l'effetto dell'alcol. Si tratta di un 34enne di Castelfranco, trovato con un tasso di 1 grammo per litro, un 49enne trevigiano controllato in zona Borgo Capriolo di Treviso, che si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test, e un 33enne di origini brasiliane fermato in Viale della Repubblica e trovato positivo. Ai 3 automobilisti sanzionati è stata ritirata la patente di guida. È stato fermato e identificato dai carabinieri nella tarda mattinata di oggi il presunto autore dell'accoltellamento accaduto nella serata di ieri a Mareno di Piave. È un minorenne ad aver infierito su un 58enne uscito in passeggiata con il cane. Il citofono chiuso ai cronisti racconta il dramma che sta vivendo una famiglia di Mareno di Piave. Il marito, un 58enne, si trova ricoverato al Cafoncello dopo essere stato accoltellato ieri sera alla schiena mentre era seduto su questa panchina all'ombra del campanile della parrocchiale. Autore del gesto sarebbe un congiunto minorenne che poi si è dato alla fuga e solo nella mattinata di oggi è stato individuato e fermato dai carabinieri. Movente dell'aggressione pare solo futili motivi. Tutto si sarebbe svolto in una decina di minuti, poco dopo le 18 di domenica. L'uomo pare al termine di un alterco col minorenne sarebbe uscito per una passeggiata col cane, forse nel tentativo di calmare le acque. Una volta a ridosso della chiesa si sarebbe seduto su questa panchina, dando le spalle al giovane, che nel frattempo avrebbe seguito il 58enne con in mano un coltello da cucina, con il quale l'avrebbe pugnalato alla schiena. Un solo colpo inferto per poi fuggire tra i campi, lasciando la vittima a terra, subito soccorsa da alcuni passanti che hanno assistito sbalorditi alla scena. Tra loro anche un fotografo dilettante che avrebbe scattato l'intera sequenza, subito raccolta dai carabinieri giunti immediatamente sul posto al seguito dell'ambulanza. Il 58enne è stato ricoverato prima a Conegliano e poi a Cafoncello, dove si trova attualmente in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Per tutta la notte e la mattinata di oggi è proseguita la ricerca da parte dei carabinieri del minore autore del gesto, individuato e fermato poco prima di mezzogiorno, un fatto che ha scosso profondamente la comunità di Mareno. Mi sento di dire che è una vicenda molto delicata, alla quale come comunità intera stiamo molto vicini alla famiglia dell'aggredito. Per voi comunque è una cosa straordinaria questa? Assolutamente sì, posso tranquillizzare sul fatto che la comunità di Mareno di Piave è una comunità molto coesa e molto tranquilla, nella quale eventi come questi sono assolutamente straordinari. Giuliano De Seta, lo studente 18enne morto a Noventa, aveva già lavorato quest'estate nell'azienda in cui si è verificato il tragico incidente. I titolari sono andati ieri ad incontrare i genitori del ragazzo. Intanto mercoledì a Venezia manifestazione contro l'alternanza scuola-lavoro. Giuliano si era sempre dimostrato responsabile, non si era mai esposto da solo inavvertitamente a pericoli. A dirlo i titolari stessi della BC Service di Noventa di Piave, dove venerdì scorso ha perso la vita lo studente 18enne Giuliano De Seta. Lo ha riferito l'avvocato della famiglia Luca Sprezzola, facendo sapere inoltre che già questa estate il ragazzo aveva lavorato nell'azienda dove si è verificato l'infortunio mortale. Hanno detto che non è mai stato il responsabile. Per il periodo in cui hanno avuto occasione di conoscerlo loro, vale a dire un periodo precedente a questo breve stage che era iniziato da poco, nel mese di agosto e luglio, quando lui ha lavorato presso la BC Service con un regolare contratto di apprendistato. Ma apprendistato e alternanza scuola-lavoro, sottolinea il legale, sono circostanze completamente diverse. Ci sono modalità normative totalmente differenti. Nello stage lui ha l'obbligo di essere stato affiancato ed è oggetto di indagini da parte della magistratura. I titolari della BC Service hanno fatto visita ai genitori di Giuliano a Ceggia. Si sono presentati i titolari della BC Service ieri primo pomeriggio a casa dei familiari di Giuliano per rendere le loro condoglianze e scusarsi per l'accaduto e manifestare il dispiacere per un evento così tragico. Le scuse sono state accettate ed ha fatto piacere riceverle, fermo restando che le indagini devono proseguire
sapere, e la famiglia è ferma nel voler sapere qual è stata la dinamica dell'incidente, di chi sono le responsabilità e cosa è successo al loro figlio. Scuse, sottolinea l'avvocato, che non costituiscono né una ammissione di colpa da parte dei titolari dell'azienda né una presa d'atto di responsabilità da parte della famiglia. Le indagini devono fare il proprio corso. Nel momento in cui sono resi pubblici gli indagati, si procederà con un regolare e giusto processo. Accuse in questo momento lungi dal farle nessuno, né il sottoscritto né la famiglia. La Procura di Venezia disporrà entro un paio di giorni l'autopsia sul corpo dello studente. La famiglia nominerà un perito di parte affinché vi partecipi ed è pronta a chiedere al PM tutti gli approfondimenti del caso per arrivare a chiarire la dinamica dell'incidente in cui è morto Giuliano. E oggi nella Marca si registrano 2 incidenti sul lavoro. Il primo questa mattina, che vede protagonista una ragazza impegnata nel restauro della facciata di una chiesa nel comune di Asolo. La giovane donna è stata colpita da una trave di ferro caduta dall'altezza di 6 metri, ha riportato un trauma cranico, non è in pericolo di vita. Sul posto il SUM di Crespano. Intervento invece poco fa a Fonte, dove un operaio di nazionalità romena è caduto da circa dalla scaletta di un camioncino con cesto per lavori in quota. Il volo è stato di poco meno di 2 metri. Nel mezzo il SUM di Crespano è stato allertato anche per un signore di Asolo che, trovandosi chiuso fuori casa, ha provato a passare per il cornicione del condominio, rimanendo qui bloccato per mezz'ora. Portato a terra dai vigili del fuoco di Montebelluna, è stato visitato ma ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Siamo alla politica, perché ieri dal palco di Pontida il governatore del Veneto Zaia ha rilanciato la battaglia per l'autonomia. Vale, dice, la messa in discussione del governo. Da Fratelli d'Italia il coordinatore regionale De Carlo ribadisce: siamo l'ultima spiaggia per l'autonomia. Il centrodestra è compatto. L'autonomia vale anche la messa in discussione di un governo, ha scandito Luca Zaia dal palco di Pontida, srotolando accanto a diversi militanti la bandiera con il leone di San Marco, una frase che di fatto apre l'ultima settimana di campagna elettorale e che sembra più rivolta agli alleati del centrodestra, Fratelli d'Italia in primis, che agli avversari, ma dal coordinatore regionale del partito meloniano arrivano parole nette: la lealtà sarà massima. Noi siamo gli unici che non hanno ancora provato di non essere a favore dell'autonomia, perché la Lega è stata al governo con tutti i partiti tranne noi e l'autonomia non l'ha portata a casa. Noi siamo l'ultima spiaggia per l'autonomia e questo va ribadito. Noi siamo l'unica garanzia di poter fare l'autonomia. Dopodiché Zaia si riferiva probabilmente al fatto che prima dobbiamo vincere le elezioni, poi dobbiamo farlo il governo e dopodiché semmai dobbiamo essere critici nei confronti del governo. Ma io non venderei la pelle dell'orso prima di averlo preso. Un impegno, quello di De Carlo, che sembra bastare a Gianangelo Boff, commissario provinciale del Carroccio. Il centrodestra sembra così serrare le file della coalizione alle porte del voto su uno dei temi più incandescenti, almeno in Veneto. Nell'accordo di centrodestra c'è l'autonomia, tra l'altro il documento sull'autonomia è un documento redatto anche dai nostri governatori Zaia e Fontana, proprio a garanzia del fatto che venissero rispettati quelli che erano i principi, e quell'accordo è stato sottoscritto da Meloni e anche da Berlusconi e anche da Brugnaro come parte di centro, e quindi voglio dire non vedo quale sia il problema. La priorità è restare vivi. Lapidario il presidente di Eureka, Enrico Pozzobon, titolare della lavanderia industriale che lavora per la sanità. Un disastro sociale, commenta Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA. L'impatto è devastante in un'impresa come la nostra, che usiamo prettamente il gas metano. Stiamo parlando di bollette da 300.000 euro contro i 30.000 euro che pagavamo l'anno scorso. Stiamo parlando di un mese, per cui la situazione, specialmente di liquidità, è compromessa. La nostra priorità, spiega, è restare vivi, parole che non lasciano dubbi. Enrico Pozzobon è titolare della lavanderia industriale che lavora per la sanità, case di riposo e ospedali della nostra regione. Attualmente fra i suoi clienti ci sono ben 400
strutture, delle quali il 90% nel Veneto. Noi siamo a fianco delle case di riposo, a fianco appunto della sanità, e noi non possiamo fermarci, non possiamo ridurre orario, dobbiamo continuare a fare servizio e a fianco alle strutture, tenendo conto che lenzuola ma anche tantissimo indumento dell'ospite dei nonni che facciamo qui in Eurica, stiamo parlando di 30.000 pezzi al giorno di indumento degli ospiti dei nonni. Provate a pensare, un blocco di Eurica sarebbe devastante. La richiesta alle autorità, alla Regione e al Governo è chiara. Chiediamo il congelamento delle fatture delle energie, gas e energia elettrica, chiediamo il congelamento delle fatture, cioè che le imprese energivore che ci hanno fatturato finora e hanno fatto liquidità ci diano una mano per questi 4 mesi, in modo tale che noi rimpolpiamo un po' la liquidità. Diversamente il rischio sarebbe ancora più alto, un grido d'allarme lanciato anche dalle stesse case di riposo. Noi spendiamo ogni anno 1.200.000 euro per l'energia tra l'elettricità e il gas, e quindi se raddoppierà o triplicherà, qui non si sa più che fine facciamo, sarà un disastro, ma è un disastro che peggiorerà ulteriormente, perché anche le forniture di servizi, faccio l'esempio più classico di una azienda che per forza è energivora come la lavanderia. Noi spendiamo anche nella lavanderia 1.200.000 euro l'anno tra la biancheria piana e la biancheria degli ospiti. Rincari nelle forniture dei servizi, rincari di luce e gas, situazione insostenibile. Diventa un disastro sociale, e se il governo non ci metterà una pezza, noi saremo nella necessità o obbligo, o portiamo gli anziani in piazza o li mandiamo a casa, oppure aumentiamo le rette. Questo è il cappio nel quale noi siamo in questo momento. E adesso parliamo di noi, perché alle televisioni del gruppo Media Nord-Est, in particolare all'ingegnere Giovanni Giannakopoulos e alla trasmissione La Zanzega, il premio Piave d'Argento per l'attività svolta per l'informazione e la promozione della montagna bellunese. La cerimonia si è svolta a Cortina d'Ampezzo. Dopo Longarone e Pedavena, la cerimonia del premio Piave d'Argento quest'anno ha fatto tappa a Cortina d'Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, rappresentate e sostenute assieme al bacino del fiume Piave attraverso programmi di informazione e intrattenimento televisivi e radiofonici. La terza edizione del premio ha assegnato una menzione speciale a Giovanni Giannakopoulos, fondatore di Rete Veneta, per la determinazione e l'impegno di tutte le emittenti del gruppo Media Nord-Est a valorizzare le peculiarità del territorio montano e dell'asta del fiume sacro La Patria. L'anno scorso abbiamo premiato Rai del Veneto, quest'anno di aver premiato il gruppo Media Nord-Est nella figura del suo fondatore e creatore Giovanni Giannakopoulos. Sul podio il giornalista Massimiliano Ossini per il programma Linea Bianca, Dario Vergassola, che ha descritto le Dolomiti bellunesi con ironia e sagacia nella trasmissione Sei in un mondo meraviglioso, in onda su Sky Arte, e Daniele Marcassa, autore e conduttore della fortunata trasmissione La Zanzega, in onda su Antenna 3. Tutto questo è accaduto grazie ad Antenna 3, grazie al gruppo editoriale che mi ha appoggiato in questi anni e che ha permesso che un piccolo programma abbia ottenuto risultati davvero così importanti e ha permesso a tanta gente del Triveneto di conoscere paesi, culture che sicuramente altrimenti non avrebbe mai avuto modo di approfondire. Voluto dall'Associazione Casa d'Europa Dolomiti e dal suo primo presidente, il compianto Massimiliano Pachner, il premio è nato in piena pandemia e pur tuttavia ha riscosso crescente successo grazie all'impegno degli associati e al supporto delle istituzioni, degli enti locali e delle imprese del territorio. Un territorio fragile, quello della montagna, che rischia di essere abbandonato. C'è uno spopolamento che è molto grave, ancora non ci sono iniziative o interventi dello Stato e degli altri enti per fermare questo spopolamento, e quindi c'è il rischio di lasciare una montagna bellissima, Dolomiti bellissime, senza abitanti. Questo non è una cosa fasulla, ma da qua a altri 100 anni potrebbe accadere anche questo. Con la ripresa della scuola si ripropone il problema degli autobus affollati di studenti. A raccontare l'odissea quotidiana della figlia, una mamma trevigiana particolarmente infastidita però dal comportamento di un autista. È puntuale, è arrivata la replica di Mom.
cosa più triste, la cosa che una mattina, mi pare che fosse giovedì, è passato un autobus con l'autista a bordo e senza neanche fermarsi ha salutato, prendendo in giro tutti i ragazzi rimasti fermi, e tra loro anche dei lavoratori. C'era anche una lavoratrice preoccupata di perdere il posto per i ritardi. A parlare la signora Stefania, mamma di una ragazza che frequenta il primo anno di liceo a Treviso. Nel corso di questa settimana di ripresa delle lezioni ha raccolto le difficoltà della figlia e di tanti altri suoi compagni che al mattino per raggiungere i rispettivi istituti utilizzano i mezzi pubblici. Puntuali, con il suono della prima campanella, si sono ripresentati anche quest'anno i problemi legati ai bus sovraffollati. Per una settimana lei è andata alla fermata dell'autobus e 5 giorni su 6 praticamente non è riuscita a prendere il mezzo. Una volta l'ho portata io, un'altra volta è arrivata in ritardo, insomma è stata una settimana molto molto pesante. A Casier, che praticamente corrisponde al capolinea, si riempie tutto l'autobus e ci sono sue amiche che sono costrette a prenderlo anzitempo dalla parte opposta della fermata, quindi partendo dalla fine della corsa facendo il giro al contrario per poter garantirsi un posto. Quindi vorrebbe dire che mia figlia dovrebbe prendere l'autobus alle 6:50 per andare a scuola alle 8. I ragazzi che alla fine riescono a salire si trovano stipati come sardine, racconta ancora Stefania. Addirittura mi raccontava mia figlia che un ragazzino è riuscito a salire, l'autista ha chiuso le porte, ha fatto il viaggio con lo zaino che penzolava dall'autobus. Ma ad aver ferito di più la figlia e chi insieme a lei quel giorno è rimasto a terra, l'atteggiamento di un conducente. Va bene i ritardi, va ben tutto, ma questi autisti che prendono in giro i ragazzini e magari anche alle prime armi con questo viaggio, per esempio mia figlia è in prima superiore, l'ho trovato così triste, ma ho anche cercato di segnalarlo a Mom. Mom fa sapere che è in corso un'attenta ricognizione del servizio e dei relativi carichi passeggero. Se necessari saranno introdotti gli opportuni correttivi. Attualmente a Sant'Antonino al mattino, in orario scolastico d'ingresso, transitano 9 autobus diretti a Treviso. Il servizio è quindi molto frequente, si tratta di verificare gli incarrozzamenti e la corretta distribuzione su tutte le corse. Per quanto riguarda invece il saluto del conducente, Mom sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso, ma il gesto potrebbe essere stato frainteso perché spesso gli autisti con un cenno della mano segnalano a chi rimane a terra l'arrivo di un altro mezzo. Domani 20 settembre è la giornata mondiale dei tumori ginecologici. Per l'ULSS-2 l'occasione per fare il punto su queste patologie e ribadire l'importanza della prevenzione. 5.200 le donne alle quali nel 2020 in Italia è stato diagnosticato un tumore ovarico, 427 in Veneto, pari all'8,2% della media nazionale. Nel 2021 nell'ULSS-2 sono stati 38 i tumori all'ovaio operati, da inizio 2022 a giugno già una quarantina. Patologie che vedono il Cafoncello hub di riferimento per ULSS-2 e ULSS-1 Dolomiti. È qui che una volta riscontrata ecograficamente una massa maligna vengono indirizzate le pazienti. Perché al centro hub? Perché il centro hub è anche il centro che è in grado di affrontare questi interventi, che sono interventi molto complessi. Nel 75% dei casi tumori ovarici, che spesso all'inizio non presentano sintomi specifici, vengono diagnosticati in fase avanzata, già al terzo, quarto stadio. Diventa quindi fondamentale la prevenzione. Di cercare di fare dei controlli con cadenza annuale, la possibilità di scoprirlo forse un po' prima. In questo caso c'è, molte volte ci arrivano donne che erano 10 anni che non facevano nessun controllo. Sul fronte delle terapie sono stati fatti importanti passi in avanti, anche grazie alla genetica. Nel 20-25% dei tumori ovarici sierosi di alto grado vengono riscontrate mutazioni che influiscono sul trattamento oncologico, ma hanno anche risvolti a livello familiare. E poi viene allargato a tutta la famiglia, i familiari in particolare di primo grado, che hanno un rischio del 50% di aver ereditato la stessa mutazione. Nella lotta a queste patologie arriva un nuovo alleato, ACTO Triveneto, che insieme a ULSS è impegnato nella sensibilizzazione e prevenzione. Un'occasione sarà la giornata di domenica 25 settembre che vedrà protagonisti medici e oncologi in una location particolare tra i vigneti, perché la vite diventa un simbolo di vita e forza. È una occasione per dire anche noi ci siamo, perché purtroppo siccome non se ne parla di questi tumori, le donne che si trovano ad affrontare questo tumore purtroppo si trovano delle donne spaesate.
Ad inizio ottobre dovrebbe partire la campagna di vaccinazione per l'influenza stagionale. Importante sarà sottoporsi al vaccino per i soggetti fragili, anche per prevenire una nuova impennata di Covid che continua a registrare nuove positività nella Marca trevigiana. 320 nuovi positivi nelle ultime 24 ore nella Marca, frutto della riapertura delle scuole in parte, ma si tratta soprattutto di over 70 con patologie senza la dose booster di vaccino. Non riusciamo ad andare sotto la soglia di 35 ricoveri, proprio legati al fatto di persone anziane che non hanno fatto la dose booster, quindi la quarta dose. E abbiamo 2 persone in terapia intensiva, rientrate in terapia intensiva. Complici le vaccinazioni che procedono a rilento, 200-250 le dosi del nuovo bivalente somministrate giornalmente. Per il direttore generale sarà fondamentale che le inoculazioni subiscano un'accelerata in vista della stagione invernale, quando i casi di Covid potrebbero tornare a salire. E a proposito di inverno, ci si prepara per l'influenza stagionale. La prossima settimana ci sarà un incontro con i medici di base per organizzare la campagna di vaccinazione che punta a raggiungere il 75% degli over 60. Partirà ufficialmente con la sensibilizzazione dei cittadini in accordo con i sindaci e con i medici di medicina generale. I vaccini noi contiamo che arrivino, almeno così sono i segnali, già dai primi di ottobre, quindi potremo già cominciare a vedere se la regione ci manda i vaccini, di cominciare una campagna intanto tra i nostri collaboratori e poi nelle persone più a rischio. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Oltre 3.000 persone si sono date appuntamento ieri al Sant'Artemio di Treviso per l'iniziativa Camminare per la Vita. L'appuntamento con la solidarietà voluto da Deborah Compagnoni. La gente qua è molto sportiva, attiva, con una giornata così bella, fresca, però avevamo previsto molta gente e siamo contenti. Poi sono fidelizzati perché rivedo tante facce conosciute. Il sorriso della grande Deborah Compagnoni racconta il successo della 6ª edizione di Camminare per la Vita, evento che per il 6º anno ha messo insieme la voglia di ritrovarsi con la solidarietà. Le donazioni di questa edizione andranno principalmente ai progetti di ricerca della Fondazione Città della Speranza Onlus, ma anche ad alcune iniziative di inclusione nel territorio trevigiano, a Ponzano e Mogliano. In 3.000 si sono dati appuntamento al Sant'Artemio per poi immergersi nel Parco dello Storga e raggiungere la Chiesa della Madonnetta, l'ex Fabbrica delle Spazzole, Parco Eolo, Piazza Martiri Belfiore e ancora il Parco di Villa Margherita. 2 i percorsi, uno da 4, l'altro da 10 chilometri, tutti accessibili. L'ambiente, lo spazio è bellissimo, c'è tanto verde e questo tipo di eventi si prestano proprio per accogliere la gente che ha voglia di stare assieme. Una bella atmosfera, un bell'ambiente, tanto cuore, tanta solidarietà, una grandissima campionessa Deborah che ieri stava lavorando con i volontari, quindi ci sono VIP e VIP. Lei è una VIP lavoratrice e la ringrazio perché poi sono queste persone che ispirano il lato benefico della nostra comunità che non delude mai. Ma è convinto di arrivare fino in fondo? Sì, spero di sì. In quanto tempo? Mezz'oretta. Vabbè, insomma. Sì, percorso corto però. Percorso lungo o percorso corto? Lungo. Atleti come noi altri, tutte le domeniche. Itinerari, luoghi di interesse e attività commerciali a portata di smartphone, presentata la nuova app Turismo Vittorio Veneto, voluta fortemente dall'amministrazione comunale e realizzata da Vispo SRL. È un'azienda trevigiana nata 4 anni fa dall'idea di Anna Cestaro, giovane imprenditrice di Preganziola. Basta scaricare gratuitamente l'app sul proprio smartphone o tablet e con un clic accedere a tutte le informazioni su itinerari, luoghi di interesse e attività commerciali in lingua italiana, in inglese, tedesco e spagnolo. L'idea è quella di implementare l'app con l'inserimento puntuale di tutti gli eventi dal punto di vista culturale che verranno
che vedranno la propria realizzazione qui a Vittorio Veneto. Ovviamente i più importanti come il concorso corale, il concorso internazionale di violino, il Festival di musica da camera che inizia la prossima settimana, ma anche tutti quegli eventi legati ai musei, alle mostre temporanee. Insomma, conoscere la città e farla vivere non solo ai turisti ma anche ai vittoriesi. A noi interessa che molti turisti arrivino nel territorio, di cui un territorio importante, riconosciuto come patrimonio UNESCO, di cui Vittorio è una città importante, quindi rivolto a tutti. Il turista può scegliere tra itinerari in bici, a piedi, enogastronomici o naturalistici. Con questo fondamentale strumento, spiega l'assessore Uliana, vogliamo accompagnare il turista nella nostra città dando le opportune indicazioni per scoprire anche le ricchezze storico-artistiche che racchiude una città che vanta ben 10 musei e che va vissuta e compresa. La città di Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte è il personaggio che ci rende famosi in tutto il mondo. Lui era ebreo, si è convertito al cristianesimo prendendo il nome di Lorenzo da Ponte e ovviamente nel suo nome noi facciamo tutti gli eventi musicali che ospitiamo in città, che non a caso è città della musica. Non solo, ma il Comune ha voluto inserire gratuitamente in questa applicazione tutte le attività, negozi, bar, ristoranti che hanno aderito al progetto Commercio Vittorio Veneto registrandosi nel portale. Insomma, una piazza virtuale che fornisce visibilità alle imprese economiche specificandone l'attività e il settore in una città sempre più turistica. Nell'ultimo anno abbiamo visto la presenza di molte più persone provenienti specialmente dagli Stati Uniti, Gran Bretagna e paesi europei molto invogliati dal brand UNESCO della zona del patrimonio UNESCO. Da qui dobbiamo crescere, ma crescere tanto. Siamo alle notizie da Belluno e provincia. Nel pomeriggio di oggi il pronto soccorso di Belluno ha trattato 4 casi di sindrome sgombroide attribuibili al consumo presso 2 diversi ristoranti di tonno fresco. La sindrome sgombroide legata all'assorbimento di istamina contenuta nell'alimento è caratterizzata da mal di testa, rossore della cute, congiuntivite e disturbi intestinali che compaiono entro un'ora circa dal consumo del cibo. Il Dipartimento di Prevenzione, d'intesa con il NAS di Treviso, è impegnato nel ricostruire il percorso dell'alimento coinvolto. A scopo precauzionale nelle prossime ore, in attesa della precisa identificazione delle cause dell'evento, è consigliabile evitare il consumo di tonno fresco. Pienone ieri mattina al sit-in organizzato per sostenere il palaghiaccio di Alleghe chiuso per l'insostenibilità dei costi dell'energia. Noi non ci stiamo, il grido del presidente dell'Hockey Club Alleghe, Adriano Levis. Io non ci sto, nel senso che lo stadio è un'istituzione per Alleghe, è un'istituzione per l'Alordino, è un'istituzione per il bellunese e per l'Italia stessa, l'Italia dell'hockey. Scroscio di applausi per il presidente dell'Hockey Club Alleghe che al sit-in organizzato per contestare la decisione sconcertante di chiudere il palaghiaccio per il caro energia non usa mezze parole per esprimere il proprio dissenso, che è un grido d'allarme per la tutela dello sport e di una montagna che rischia l'abbandono definitivo. Parliamo tanto di spopolamento, ma i nostri ragazzi una volta che chiudono lo stadio dove vanno? Cosa fanno? Io ho 2 figlie, si sono sposate, sono andate via da Alleghe, ma perché? Perché ad Alleghe non c'è servizio, non c'è, la montagna in se stessa sta perdendo servizi, sta perdendo di tutto. Stavolta è stata una bolletta decuplicata a costringere l'amministrazione comunale di Alleghe ad alzare bandiera bianca, costi insostenibili per il comune ai piedi del Civetta. Non possiamo andare oltre il fine mese. Oltretutto, guarda caso, quest'anno ci si è messa anche la siccità, la centralina ci dava un grande supporto come produzione di corrente e invece sta girando al minimo, al limite di spegnersi. Una decisione, quella dell'amministrazione alleghese, seguita a ruota da quella di Pieve di Cadore per lo stadio di Tai, mentre resiste Feltre che conta di tendere una mano alle società rimaste orfane del proprio rettangolo di ghiaccio. Al sit-in di ieri presenti centinaia di giovani delle società sportive, oltre ai sindaci della Vallata Gordina e rappresentanti della politica regionale e nazionale. Noi non l'abbiamo
mano su con le amministrazioni nostre comunali, perché alla fine loro ci mettono il cuore, è gente che lavora per noi e questo è molto importante, però è importante non fare morire i territori. Siamo alla politica con la corsa verso le elezioni del 25 settembre, l'impegno di Roger Demenec per il suo territorio bellunese per scongiurare il rischio spopolamento. Roger Demenec, 49 anni, tecnico faunistico e una vita dentro il PD, di cui è stato segretario regionale. 2 legislature all'attivo, sempre alla Camera dei Deputati. La prima in Commissione Ambiente, la seconda da vicepresidente della Commissione Difesa e coordinatore dei parlamentari veneti del suo partito. Per noi la serietà viene prima di tutto, la serietà che abbiamo avuto sostenendo fino all'ultimo il governo Draghi, e proprio su quella linea noi vogliamo proseguire a vantaggio di tutti i cittadini, per il nostro territorio, per un Veneto sempre più forte, per una provincia di Belluno che soprattutto riacquisti una centralità, e è per quello che noi chiediamo veramente di votare i bellunesi, come abbiamo detto nel nostro slogan, per, ripeto, mettere al centro le politiche, per lottare contro lo spopolamento, che è la vera piaga di questo territorio, cercando di stare a fianco, come dicevo, ai cittadini e alle imprese. Concretamente oggi c'è un'emergenza in assoluto, che è il caro bollette, e su questo dobbiamo intervenire fin da subito. In questo senso io credo che la nostra proposta politica sia soprattutto questa, basata sulla serietà e sulla concretezza. La concretezza che poi dovrà vedere le misure necessarie per venire incontro alle imprese. Ci sono già oggi troppi negozi, troppe attività produttive che rischiano la chiusura proprio per il caro bollette. Su questo dobbiamo intervenire immediatamente, ma credo insomma che se i cittadini ci daranno fiducia potremo sicuramente intervenire concretamente dalla parte dei cittadini. La lingua dei segni entra al Museo delle Migrazioni di Belluno grazie al contributo della Direzione Generale Musei del MIBACT. Il progetto ha impiegato in prima persona il personale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e la cooperativa sociale di Sedico specializzata nella traduzione in LIS. Abbiamo abbattuto una barriera che non consentiva ai sordi di visitare il nostro museo, ha detto il presidente Oscar De Bona al taglio del nastro di questa mattina al MIM, una delle poche strutture museali a livello nazionale accessibili ai non udenti. Per prenotare una visita o per maggiori informazioni è sufficiente consultare il sito internet www.mimbelluno.it. E con un inedito viaggio teatrale firmato da Joelle Dix, ispirato a personaggi e atmosfere buzzatiane, il prossimo 5 novembre si aprirà la stagione di prosa al Comunale di Belluno. Di scene grandi nomi del teatro italiano, da Umberto Orsini a Paola Quattrini, da Nini Salerno a Maria Amelia Monti, con Paola Barale e Lodo Guenzi, il leader dello Stato sociale che ha deciso di mettere da parte chitarra e pianoforte per fare l'attore al cinema e al teatro. Guenzi sarà l'interprete di La trappola per topi, commedia gialla di Agatha Christie, tradotta e adattata da Edoardo Erba. La campagna abbonamenti partirà il 21 settembre nella sede del Circolo Cultura e Stampa Bellunese. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera su Antenna 3 in diretta a partire dalle 21:15 con Ring, ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino, Anna Sozza del Partito Democratico, Alberto Baban di Azione Italia Viva e poi la senatrice Barbara Guidolin del Movimento 5 Stelle, Roberto Marcato della Lega e il collega del Corriere del Veneto Marco Bonet. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Bel tempo grazie alla presenza dell'alta pressione delle Azzorre, clima tipicamente di inizio autunno perché sull'Italia si fanno sentire gli effetti delle correnti di aria fredda in scorrimento sui Balcani. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 20 settembre sarà soleggiata, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche maggiore annuvolamento in corrispondenza delle Dolomiti, ma in genere senza piogge associate.
Temperature in lieve calo, minime tra 9 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo sereno con bora moderata sulla costa. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso con qualche maggiore annuvolamento proprio sui monti. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui tanto sole con della nuvolosità irregolare, specie sulla parte nord-orientale del territorio. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.